La solenne celebrazione eucaristica officiata dall'arcivescovo di Agrigento, Monsignor Franco Montenegro, ha chiuso a Favara i festeggiamenti in onore di San Francesco d'Assisi. Nel convento dei frati minori, una chiesa di Sant'Antonio colma di gente ha accolto il pastore della chiesa agrigentina, presenti anche gli amministratori locali. È un santo che parla di speranza, di gioia, che ha amato la natura, ha amato gli uomini, è stato vicino a tutti e ci insegna che è possibile la fraternità anche quando riteniamo che bisogna guardarsi dagli altri. Lui ci dice che nessun uomo deve essere nemico e credo che questo sia il messaggio più importante oggi. Nel giorno dedicato al santo patrono d'Italia è stato più volte sottolineato l'esempio di fraternità che ha contraddistinto la vita del frate umbro. Valore questo che al convento dei frati francescani è presente con il centro di prima accoglienza la tenda di Abramo, che attualmente ospita 14 ragazzi di religioni diverse provenienti da Africa, Asia ed Europa. Giovani che in occasione dei festeggiamenti in onore di San Francesco si sono letteralmente rimboccati le maniche per tirare a lucido sia il convento che la chiesa. Abbiamo notato che la chiesa era gremita. Non sono bastate tutte le sedie del convento perché la gente veramente ha partecipato in maniera numerosa. La cosa che quest'anno mi ha colpito è il miracolo che ancora Francesco continua a fare, quello di far mettere a disposizione i doni, i carismi, a partire dai ragazzi che frequentano il convento, che appartengono a questa città, alla città di Favara, che hanno messo a disposizione le loro voci, le loro capacità musicali, e poi i ragazzi che vengono da diverse parti del mondo, che si sono resi disponibili anche loro nel preparare il tutto, nel lavare la chiesa, nel sistemare qualsiasi cosa. Ecco, Francesco affascina tutti, affascina i musulmani, affascina i cristiani, affascina ogni giovane. Perché? Come diceva il vescovo nell'omelia, perché Francesco ama Cristo e dà un senso alla sua vita. Ad animare la funzione religiosa anche il segretario regionale dell'Ordine Francescano Secolare, Fra Antonio Vitanza, ed i presbiteri della comunità ecclesiale di Favara.